per salvare il sistema finanziario statunitense. Io non so se lo sapete, ma in Gran Bretagna ormai tutte le banche sono pubbliche perché sono state acquistate dallo Stato. Sono diventati una palla al piede per l'economia mondiale, che però non ha frenato gli appetiti speculativi. Quando si parla di democrazia, si parla di potere attribuito a tante persone. Noi non abbiamo mai avuto il potere, neanche lontanamente, di influire nelle decisioni che portavano alle scelte economiche che stanno determinando la nostra vita. L'obiettivo di queste speculazioni è, per quanto riguarda l'Europa, interrompere quella parentesi che noi abbiamo conosciuto sotto il nome di modello europeo, che è una cosa abbastanza strana nella storia mondiale, perché per 5.000 anni ci sono stati i signori e i servi. Per un periodo abbastanza breve, quello dalla seconda guerra mondiale ad oggi, in Europa si è tentato di fare un'operazione realmente rivoluzionaria per dire che bisognava aumentare le condizioni di vita e migliorare le condizioni di vita di tante persone che fino a quel momento erano state in condizione o di servitù reale o comunque di mancanza di libertà sotto le dittature, e di accoppiare questa crescita della libertà anche ad una crescita economica. Questo è il modello europeo che viene contestato da coloro i quali ritengono di dover fare impunemente i loro affari.